Il calore del Natale ha riscaldato anche le fredde lamiere e le componenti statiche delle imbarcazioni in costruzione al cantiere navale Fincantiere di Riva Trigoso. Il vescovo Alberto Tanasini ha formulato gli auguri alle maestranze, ai responsabili dei settori e ai dirigenti dello stabilimento. Al di sopra di ogni strategia, ha detto, deve esserci sempre l'attenzione all'uomo. Il Natale 2018 per il cantiere rivano arriva in un momento particolarmente positivo. Il cantiere sta bene, sicuramente è in salute quest'anno, lo sarà i prossimi anni, come è stato anche nell'anno passato, quindi siamo in un periodo positivo. Il momento felice anche dal punto di vista occupazionale, con la prospettiva di nuove assunzioni. Anche per il 2019 ci sarà un incremento, sempre misurato, con la accortezza di fare degli inserimenti utili, tecnici a tutti i livelli, e anche per cercare di prepararsi ai nuovi carichi di lavoro. Le assunzioni fatte in questi anni sono tutte incentrate sul territorio. Gli auguri del vescovo, allietati dalla presenza del coro dei dipendenti, sono stati di sprone ad andare avanti sulla strada intrapresa, senza dimenticare i momenti difficili. Chi ogni giorno viene a lavorare come tutti noi dobbiamo essere orgogliosi di farlo a qualunque livello. Siamo fortunati tutti, chi più chi meno, chi viene da lontano, chi viene da vicino. Pensiero che le cose continuino così, in maniera positiva, aumenti il benessere per tutti, cogliamone i frutti, cogliamo l'aspetto positivo di questo momento e ricordiamocelo tutti i giorni, perché poi i momenti buoni ci sono, ma possono essere anche momenti meno buoni, quindi bisogna far tesoro nei momenti positivi e ricordarseli sempre.